chiamo una persona a caso che non avete mai visto durante questo convegno, che è il dottor De Candia. Poi in ordine, perché scusate ma sono stanco anch'io, un altro che non avete mai visto che è il professor Colomba, l'avvocato Migliassi, Lissi che non è presente viene sostituito dall'avvocato Parolini. La parola, chi la vuole prendere? L'avvocato Migliassi. Bene. Mi sentite? Sì. Allora, lo scopo di questo nostro piccolo intervento, che cercherà di essere il meno soporifero possibile, anche se mi rendo conto che quando si parla di sentenze, di pillole, di giurisprudenza, non si sente? Sì? Eccomi, adesso mi sento. Stavo dicendo che questo telegrafico intervento che faremo, anche per renderlo meno soporifero, in quanto quando si parla di giurisprudenza e di pillole la palpebra per alcuni cala, è semplicemente per mettere l'accento su alcuni aspetti di litigiosità che in questo periodo sono particolarmente rilevanti nell'ambito leasing e nell'ambito bancario. Sto parlando di aspetti che troverete nelle sentenze che io ho allegato e che riguardano il famoso discorso dell'anatocismo dell'usura, che ormai a ogni piè sospinto si trova in tribunale. Sono due aspetti che sono assolutamente importanti da valutare, perché costituiscono un elemento di rischio per le banche e per le società di leasing non indifferente. Vado subito al dunque perché non voglio rubare spazio agli altri. Io ho allegato 4 sentenze che parlano dell'usura. Innanzitutto, secondo la percezione che di questo istituto hanno alcuni giudici, e ho allegato una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che indica chiaramente, a mio avviso e in modo corretto, che cosa vuol dire usura relativamente all'aspetto interessi di mora, e un aspetto che invece ha trattato il Tribunale di Milano relativamente all'onere probatorio nelle cause di usura e di anatocismo. Sintetizzo brevemente. Il Tribunale di Reggio Emilia, secondo me, in modo, come ho detto prima, molto corretto, con una sentenza che è anche abbastanza recente, del 2015 di febbraio, ha chiaramente indicato quali sono le caratteristiche degli interessi di mora rispetto agli interessi corrispettivi, partendo dalla definizione della norma antiusura. Il 644 ci dice che sono considerati usurai quegli interessi che vengono dati a titolo di corrispettivo. Noi non possiamo considerare che l'interesse corrispettivo e l'interesse moratorio hanno una natura ontologica diversa, e quindi il giudice innanzitutto ha detto: attenzione, qui siamo di fronte a 2 tipi di interesse diverso. Uno è di natura corrispettiva, l'altro è di natura risarcitoria, ha una componente di penale. Ci troviamo di fronte a una patologia del rapporto che fa nascere un'obbligazione che non è più corrispettiva ma un'obbligazione risarcitoria, e questa obbligazione risarcitoria va trattata in modo diverso, anche se sottostà a quella che è la normativa antiusura, perché la normativa antiusura, nell'accezione che è stata data dalla legge di interpretazione autentica che è uscita nel 2001, recependo il decreto legge del 2000 che identificava come moratori gli interessi corrisposti a qualsiasi titolo, quindi anche se la ricomprendiamo in quella categoria e quindi gli interessi moratori debbono sottostare alla soglia usura, non possono comportare la nullità di tutti gli interessi pattuiti nel rapporto, perché ci troviamo di fronte a 2 obbligazioni diverse, per cui se l'interesse moratorio, detto in modo molto sintetico, e usuraio, cadrà la clausola sull'interesse moratorio, ma permarrà, è assolutamente legittimo, l'interesse corrispettivo che è pattuito entro la soglia usura. Io aggiungo una considerazione molto rapida e poi lascio la parola, perché poi le altre sentenze, come vi dicevo, se avrò occasione le commenterò nel secondo giro. Attenzione che noi abbiamo avuto nel 2014
una modifica dell'articolo 1284, quello sul tasso degli interessi legali, che ha stabilito che a partire dal momento in cui si va in contenzioso, quindi dal giorno della domanda, sono automaticamente applicati gli interessi previsti dalla 231 rispetto ai ritardi nei pagamenti. Questa è una norma che vale sia per gli interessi commerciali, quindi sia per gli interessi che discendono da obbligazioni di natura commerciale, perché la 231 era nata per i ritardi nelle transazioni commerciali, ma il 1284 vale per tutti gli interessi, compresi quelli finanziari. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io non pattuissi, estremizzo, solo per essere molto chiaro, se io non pattuissi gli interessi moratori all'interno del contratto di mutuo o di finanziamento o di leasing, automaticamente dal momento in cui notifico il decreto ingiuntivo o la citazione avrei diritto a percepire in questo momento l'8,05%, che è il tasso degli interessi previsto dalla 231. Io ho sul tavolo nel mio studio diverse cause dove la banca viene citata come soggetto che effettua usura perché pattuisce gli interessi al 5,5-6% perché aveva stipulato un contratto magari all'1,5 con uno spread di 1 punto col tasso moratorio di 3 punti percentuali fissi. Quindi ci troviamo di fronte all'assurdo che è la legge italiana che è usuraia, perché se l'8% stabilito dal 1284 secondo comma dovuto dal momento della domanda è il tasso che deve essere applicato per i ritardi nei pagamenti, quindi se è al di sopra della soglia usura, quella è usura legalizzata. Questo è un aspetto su cui io invito a riflettere e soprattutto a utilizzare questo argomento in giudizio, perché lo ritengo un argomento molto forte. Qualche sentenza non ho avuto modo di poterla portare perché è riferita a voce da un collega a cui ho chiesto, ovviamente a cui ho chiesto di mandarmi poi il testo definitivo, non me l'ha ancora mandato, però ci sono sentenze di qualche giudice che questo tipo di ragionamento l'ha recepito e ha dato ragione alla banca. Ecco, una cosa volevo dire, prima l'avvocato Migliassi diceva che ha allegato, voi vi chiederete dove, tutto nella penna che vi è stata consegnata in reception. Se qualcuno si è registrato non ha neanche la penna ovviamente, comunque perché sono rimaste lì alcune cose. Se volete altre penne perché ne avete bisogno sono a vostra disposizione lì in reception, quindi trovate tutto nei vari file che sono allegati. Buonasera, sono Gianluca De Candia. Allora, in questo mio intervento quindi cerco di concentrarmi, anzi richiamare quanto il buon Riccardo Martinelli ha fatto nel corso del suo intervento. Lui ha richiamato una decisione della Cassazione recente in tema di insinuazione al passivo in caso di fallimento dell'utilizzatore. Allora, cercherò anche in questo caso di sintetizzare, ma più che altro eventualmente per animare la discussione. Innanzitutto parliamo di una ordinanza e non di una sentenza che è stata emessa ai sensi dell'articolo 360 bis del Codice Procedura Civile. In questo caso però si tratta, chiamato anche norma filtro, cioè una norma appositamente introdotta dal legislatore proprio per i ricorsi in Cassazione al fine di deflazionare l'ingente contenzioso esistente. Ora, che cosa dice questo 360 bis? In pratica è rubricato come inammissibilità del ricorso. In pratica era stato introdotto nel 2009 e consente ai giudici di legittimità di evitare di andare a deliberare il ricorso se il provvedimento impugnato è in linea con giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, dichiarandone quindi in via preliminare la sua inammissibilità, perché l'eventuale decisione che presa dalla Corte sarebbe comunque di rigetto. Ora, nel caso di specie, appunto, è stata
quindi non ammesso il ricorso presentato dalla società di leasing, in quanto l'ammissibilità dell'insinuazione al passivo del fallimento del creditore derivante dai soli canoni scaduti fino alla dichiarazione di fallimento e non anche ai canoni non ancora scaduti era già stata espressa, ma l'ha detto anche prima Martinelli, con 2 precedenti sentenze del 2010 e del 2011, e quindi non risultavano motivi per cambiare questo tipo di orientamento. Ora, in pratica i giudici di legittimità non hanno fatto altro che leggere, confermare la lettura in ordine cronologica dell'articolo 72 quater della legge fallimentare, e pertanto la società di leasing si può insinuare in un primo momento per i soli canoni insoluti fino alla data del fallimento e chiedere la restituzione del bene, è il comma 2 del 72 quater, e solo dopo aver venduto e quindi o comunque ricollocato a valori correnti di mercato e verificato se residua un suo credito, allora in questo caso ai sensi del comma 3 fare un'insinuazione tardiva per questo ulteriore credito. Naturalmente in questo caso nascono alcune considerazioni positive e negative. L'unica positiva in qualche modo è che viene confermato che di fatto la curatela deve consegnare il bene. Dall'altro ci sono sicuramente degli elementi negativi, in primis il fatto che innanzitutto c'è un contributo unificato che deve essere versato e non è poco, ma la cosa più importante è che un'eventuale insinuazione tardiva potrebbe portare anzi a trovare incapiente di fatto il riparto, ecco. E quindi questo è sicuramente un aspetto negativo. Ora, prima Riccardo, adesso è uscito un attimo, ho detto, ecco, prima ti trovavo qua e ho detto, vabbè, io però intanto la faccio comunque, il ricorso, tanto mi stanno dando ragione. Allora, il problema qual è? È che nonostante vi sia questo consolidato orientamento della Cassazione, no? E quindi di non ammettere anche per i canoni a scadere come giudici di merito, di fatto questa ordinanza è proprio volta a evitare che vi siano ulteriori ricorsi. E quindi diciamo lì va valutato, noi ne abbiamo parlato anche in consiglio a fine settembre di questo tema, bisogna valutare se effettivamente continuare sulla strada di presentare ricorsi allorquando di fatto poi la Cassazione interviene in questa maniera. Quindi questo come primo punto. L'altro è invece un tema che poi di fatto è un po' la bandiera, quello che è la priorità che l'associazione sta portando avanti. Cioè oggi ci troviamo di fronte, e quindi in qualche modo richiamo la tua domanda di questa mattina, no? Ma ha un senso ottenere una norma sul leasing quando è... il problema è che di fatto oggi, dovendo diciamo, operare tra una miriade di norme, cioè nel leasing non vi è più una coerenza sistematica, cioè ce l'abbiamo nella vendita con riserva di proprietà dal punto di vista civilistico con il 1526 e con l'articolo 73 nel caso di fallimento. Nel caso del leasing non c'è una coerenza sistematica, perché per assurdo, e questa è la sentenza che poi di fatto trovate negli allegati, ci troviamo di fronte una giurisprudenza di merito che in qualche modo sta applicando quello che già oggi il 72 quater prevede nel caso di fallimento dell'utilizzatore. Mi riferisco alla penale da risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore. Per lo più abbiamo anche con la recente il nuovo 169 bis che è stato introdotto in tema di concordato preventivo con il decreto giustizia per la crescita, che non ha fatto altro che applicare il 72 quater
water, no, nel caso di locazione finanziaria. E l'assurdo qual è? E lo riconosce proprio la stessa sentenza, mi riferisco a quella del Tribunale di Milano del 17 giugno 2015, è quella di dire: è un assurdo che oggi andiamo a applicare il 1526 allorquando abbiamo invece nell'ambito della legge fallimentare una norma specifica per la locazione finanziaria. Il problema qual è? Che abbiamo numerose sentenze, perché un'altra addirittura è uscita proprio a fine settembre, sempre di tribunale, e subito dopo, proprio il 1° ottobre, sentenza della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che invece ha di nuovo introdotto la dicotomia leasing traslativo, leasing di godimento. Quella fattispecie era leasing traslativo, applicazione del 1526. Forse vale la pena avere, no, una norma primaria. Sì, giustissimo, non che la presenza di norme primarie a volte impedisca alla nostra giurisprudenza di essere schizofrenica sull'interpretazione di alcuni aspetti, però mi collego proprio, io ho selezionato alcuni provvedimenti su alcune questioni colossali del leasing. Una di queste da sempre storicamente è proprio la qualificazione della natura del leasing traslativa di godimento, perché a prescindere da quello che si scrive nei contratti poi trovi giurisprudenza che ti dice il contratto va disapplicato perché in realtà gli schemi di riferimento debbono essere ben altri, con specifico riferimento spesso al 1526. Avevo reperito quest'ordinanza del Tribunale di Treviso del 20 febbraio 2014 che da questo punto di vista mi sembrava andasse in una direzione differente, vale a dire puntare l'attenzione e attribuire quella che anch'io ritengo la giusta importanza a ciò che le parti scrivono nel contratto, a prescindere dagli schemi astratti normativi. È un'ordinanza che in 4 righe si esprime in questi termini. Parte opponente ha affermato l'applicabilità al rapporto di locazione finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1526, da cui deriverebbe la nullità della clausola risolutiva espressa che esclude il diritto in capo all'utilizzatore alla restituzione dei canoni corrisposti. Anche tale tesi non è condivisibile. A prescindere dalla natura traslativa o di godimento del contratto di leasing, infatti la disciplina pattizia, cioè ciò che le parti scrivono sul contratto, prevale sulla norma codicistica dell'articolo 1526, dettata in materia di vendita con riserva di proprietà, in quanto la locazione finanziaria costituisce una distinta tipologia contrattuale caratterizzata dalla causa di finanziamento. Questo è un provvedimento che da questo punto di vista mi sembrava. Non ne ho trovati molti di questo tipo. Poi nell'ottica di selezionare, appunto dicevamo, le pillole di giurisprudenza, quindi su argomenti trasversali, che non ne avevo uno degli argomenti che in questo periodo occupa l'attività dei tribunali, è quello dell'usura. Avevo selezionato 2 o 3 provvedimenti che focalizzavano l'attenzione e attribuivano la giusta efficacia alle cosiddette clausole di salvaguardia. Sapete che anche il tema delle clausole di salvaguardia è stato piuttosto discusso, c'è chi ne contesta la validità poiché renderebbero indeterminato l'oggetto del contratto, quindi con profili di nullità. Ecco, avevo selezionato questa ordinanza del Tribunale di Napoli che va del 27 maggio 2014, che va nella direzione opposta. Per dissipare ogni perplessità, l'usurarietà del tasso di interessi moratori rimane esclusa in conseguenza della pattuizione della cosiddetta clausola di salvaguardia. Dello stesso identico avviso è sempre il Tribunale di Napoli con un'altra ordinanza dell'8 gennaio 2014 e anche il Tribunale di Tivoli con ordinanza del 18 febbraio 2015. Quest'ultima ordinanza del Tribunale di Tivoli del 18 febbraio 2015 mi sembrava interessante anche perché tratta il tema
dell'ammortamento alla francese, altro bersaglio abbastanza comune di tutte le cause che hanno ad oggetto usura o anatocismo, e si esprime in questi termini: è destituita di fondamento la dedotta nullità per illecito anatocismo conseguente alla forma di ammortamento alla francese, avendo quest'ultima trovato conferma di validità e legittimità in molteplici pronunce. Ed effettivamente sul tema ormai dell'ammortamento alla francese la giurisprudenza si è abbastanza allineata. Sul tema dell'usura, un altro dei cavalli di battaglia del contenzioso che si è sviluppato è quello della gratuità del finanziamento in presenza di clausole che prevedano interessi moratori oltre soglia, quindi di una nullità che colpirebbe non esclusivamente la clausola che prevede il calcolo usurario, rilevato usurario degli interessi di mora, ma anche di ogni altra clausola che preveda il costo del finanziamento, quindi anche gli interessi corrispettivi. Il Tribunale di Napoli del 28 gennaio 2014, sempre con un'ordinanza, ha invece sancito e ribadito la debenza degli interessi corrispettivi anche in un contratto che abbia delle previsioni in termini di interessi moratori che risultino essere usurarie. In materia di usura bancaria, così si esprime l'ordinanza, allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al cosiddetto tasso soglia, ma l'interesse corrispettivo patuito non superi detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito all'epoca della conclusione del contratto. Queste le pronunce che avevo selezionato. Grazie. Per quanto riguarda il diritto penale, diciamo che ad oggi la giurisprudenza risente di quella che è la problematica della strutturazione della norma penale sull'usura. Il 644, come ben sapete, è una norma penale in bianco, per cui delega l'identificazione e la determinazione del precetto penale ad una norma secondaria regolatrice, in questo caso i decreti ministeriali, che fanno poi proprie quelle che sono le circolari di Banca d'Italia. Abbiamo segnalato due pronunce, una pronuncia su quella che è la nota usura presunta, cioè quando si parla di usura per il superamento del cosiddetto tasso soglia. Questa è una pronuncia del Tribunale di Varese, una pronuncia di merito, che abbiamo trovato interessante perché enuncia in tutta la parte motivazionale proprio il meccanismo della strutturazione della norma penale in bianco, quindi il recepimento di questi decreti ministeriali e la sussistenza o meno dell'elemento materiale del reato qualora, in questo caso si trattava di una banca, si fosse uniformata a quelle che erano le circolari di Banca d'Italia al momento in cui i contratti erano stati stipulati per l'intera vigenza degli stessi. La tematica era la nota tematica della Commissione sul massimo scoperto e qui la giurisprudenza, appunto il Tribunale, ha ritenuto che non fosse sussistente il reato proprio nell'elemento materiale dello stesso, proprio perché all'epoca dei fatti i contratti erano stati stipulati nel 2002 e perdurati fino al 2008, per cui prima dell'intervento del 2009, e si riteneva appunto che era corretta l'applicazione della circolare di Banca d'Italia, che all'epoca non prevedeva nell'inserimento del tasso medio globale appunto la Commissione di massimo scoperto. Abbiamo poi segnalato invece una sentenza della Corte di Cassazione che per la prima volta nella sua storia si occupa dell'usura concreta, cioè quando il tasso di per sé non è usurario secondo quelle che sono le determinazioni del primo comma del 644, ma diventa usurario perché vi è una sproporzione di fatto del tasso rispetto a quella che è l'operazione media del mercato e vi è anche l'approfittamento, per così dire, di una situazione economica o finanziaria di debolezza della controparte. Situazione economico-finanziaria che la Cassazione si dilunga a distinguere bene da quello che è lo stato di bisogno, che invece è semplicemente una circostanza aggravante del reato di usura, e che è una sentenza che anche dai primi commenti che sono stati fatti dalla dottrina suscita alcune perplessità, perché se ad oggi la Cassazione penale aveva in qualche modo cercato di dare determinatezza ad una norma che per struttura non lo aveva per quanto riguardava l'usura presunta, cercando di delineare
definire quelli che fossero i criteri regolatori della materia, con questa nuova pronuncia sull'usura concreta si apre il rischio che la stessa norma, così dire, ancillare all'usura presunta possa invece diventare il viatico attraverso il quale si possono presentare nuovamente ricorsi avverso l'autorità giudiziaria, adducendo non più appunto il superamento dei tassi soglia, ma il superamento di quelli che sono i criteri delineati dal terzo comma dell'articolo 644. E in una situazione economica di mercato come quella attuale, questo sarebbe un aspetto che potrebbe in qualche modo anche far venire meno quella che è la ratio della norma sull'usura, cioè il rischio che l'interlocutore finanziario si potrebbe trovare ad alzare il tasso di interesse perché si trova nella situazione di non riuscire a gestire il rischio di un'istruttoria sul cliente che potrebbe non essere a questo punto completa, perché la Cassazione, quando definisce qual è la situazione di difficoltà economica, è abbastanza labile nei suoi contenuti, e questo potrebbe portare appunto a destituire un po' di fondamento quello che invece è stato il percorso finora svolto dalla Corte di Cassazione. Ecco, è una sentenza questa della Cassazione che non emette non è una condanna per l'usura concreta, ma nell'analisi di un'ordinanza su una misura cautelare si sofferma dando dei principi ermeneutici che sono stati visti dalla dottrina più evoluta come effettivamente problematici per quello che potrebbe poi essere un uso strumentale di questo tipo di interpretazione per poter in qualche modo andare a dilungare quelli che sono poi i termini per la chiusura di un eventuale procedimento. Ringrazio. Domande? C'era prima forse il dottor Martinelli? C'è un microfono. Sì, è acceso. sì. Volevo dire, per quanto riguarda invece l'anatocismo, non so se ora c'è questa, ora per la gestione, diciamo, di quanto riguarda le solite ammissioni al passivo, eccetera, eccezioni, noi attualmente, vista la sentenza del 2014 della Cassazione, per esempio sui mutui, che hanno lo stesso piano che poi il leasing, andiamo a calcolare gli interessi solo sulla quota capitale delle rate scadute, per evitare una facile eccezione di anatocismo. Per ora il leasing è stato abbastanza avulso da questa regola, cioè vedo che i colleghi, insomma, anch'io stesso quando cambio linea di credito parto con la rata e applico gli interessi, però teniamoci presente che è la stessa identica cosa perché stai applicando la stessa linea, quindi io prudenzialmente da prassi operativa noi insinuiamo per ora sul leasing l'interesse di mora lo facciamo sulle scadute su tutta la rata piena, mentre già sui mutui facciamo l'interesse di mora sulla rata, calcolato sulla quota capitale di ogni singola rata scaduta, gli interessi corrispettivi sul debito residuo e così poi verificati sullo SNARP per vedere se sono inferiori allo 0,50 per prudenzialmente per non eccepire la mora, ecco, però diciamo che evitiamo con questa prassi, abbiamo visto diverse eccezioni a parte di curatori, soprattutto sulla piazza di Roma e Milano, dove avevamo avuto dei problemi con questa tecnica, vedo che portiamo a casa l'insinuazione al passivo, altre cose senza, quindi non so ora poi altri colleghi si sono trovati a gestire questi problemi, ma purtroppo magari con pratiche importanti poi dopo devi decidere che cosa fare e costa dei soldi, perché insomma l'anatocismo qui lo perdi, ecco, a mio avviso con questa nuova sentenza. Volevo sapere un po' se vi è capitato qualcosa o se... Una delle sentenze che ho allegato è proprio questa, cioè la sentenza della Cassazione, la 11.400 del maggio del 2015, dove il giudice fa un ragionamento che a mio avviso, devo dire, è corretto e non vedo
distinzioni tra un piano d'ammortamento di un mutuo e un piano d'ammortamento di un contratto di leasing. Cioè, il divieto dell'anatocismo previsto dal 1283 sostanzialmente dice che non si possono calcolare gli interessi sugli interessi. E il ragionamento che fa il giudice, ripeto, corretto e logico, poi vedremo come smontarlo, però è assolutamente fila, è questo. Siccome fino al momento in cui non è entrato in vigore il nuovo testo unico bancario, parlo del 93, gli interessi erano calcolati su tutta la rata perché derivavano da una norma che era nella precedente legge che regolava i mutui fondiari, cioè diceva che sostanzialmente c'era la rata era comprensiva, adesso ve la faccio breve, la rata era comprensiva di capitale e interessi, e su questi sostanzialmente per uso normativo si calcolavano tutti gli interessi anche moratori. Con il nuovo testo unico del credito, questa norma che consentiva di considerare la rata del mutuo un unicum, cioè sostanzialmente un tutto capitale e non una quota di interesse, una quota capitale, è venuta a cadere. Per cui il giudice dice non c'è nessuna ragione per cui a questo piano di ammortamento non debba applicarsi il divieto di anatocismo, per cui gli interessi di mora vanno calcolati soltanto sulla quota capitale. A mio avviso il ragionamento, pur filando, sconta un vizio di fondo, che è quello che nel momento in cui gli interessi maturano diventano capitale. Cioè, mi spiego in modo un po' più giuridico, nel contratto di leasing quello che matura è una componente che è la remunerazione di un servizio. Noi abbiamo negli estratti conto del contratto di leasing ogni mese la remunerazione di un servizio, che diventa capitale perché è remunerazione di un servizio, così come nel mutuo bancario o nell'estratto conto ogni mese o ogni trimestre si calcola nell'estratto conto quale è la remunerazione della banca per aver messo a disposizione una somma e per aver effettuato un determinato servizio. La banca, così come la società di leasing, ma lo vediamo, è più evidente nel settore bancario, nel contratto di apertura di credito vi sono due componenti, una componente che è quella di gestione del credito, ma poi c'è un mandato a gestire delle somme, e gli obblighi del mandatario di fornire il rendiconto, che è poi l'estratto conto che viene previsto dalla norma, comprende il fatto che il mandatario, quando fornisce il rendiconto, liquida le proprie competenze, e quelle competenze diventano, a mio avviso, capitale, e come tali vanno pagate, e non c'è più a questo punto l'interesse sull'interesse. Adesso tutti questi argomenti bisognerà filtrarli, e qui chiudo perché ovviamente non voglio prendere troppo tempo, bisognerà filtrarli con quella che è la nuova formulazione del 120 testo unico bancario, sulla quale ogni tanto vedete sui giornali compaiono le ordinanze dei vari tribunali, e anche lì c'è assoluta disomogeneità, perché Milano ha ritenuto che la norma, pur priva dei decreti, pur prima delle norme attuative, vada comunque immediatamente applicata. Torino invece ha ritenuto che comunque, fino a quando non ci saranno le norme applicative, il divieto di anatocismo previsto dal nuovo 120 testo unico non è ancora applicabile. Le banche si stanno interrogando: ma io come faccio a fare la contabilità? Devo tenere due estratti conto separati, uno per gli interessi e uno per il capitale, perché ovviamente se non posso fare interessi sugli interessi che maturano volta per volta, ma li devo fare solo al capitale, a un certo punto dovrò tenere due contabilità separate. Tutto questo quindi va filtrato, a mio avviso, tutto questo discorso su interessi sì, interessi no, sulla quota interessi delle rate di ammortamento, va filtrato su quello che sarà l'interpretazione che viene data a questo testo unico, a questo nuovo articolo 120 del testo unico bancario, sulla quale non ci siamo in questa sede intrattenuti, perché le opinioni sono ancora talmente diverse della stessa magistratura, ripeto, perché ci saranno 10 tribunali che hanno deciso in un modo e 10 tribunali che hanno deciso in un altro, che a mio avviso è tutto ancora da discutere. Dottor Belloni, Gelato, per cortesia.
Volevo chiederle, ma secondo lei quando si configura il reato di usura? Cioè, in che momento? Cioè, mi spiego meglio, il contratto può durare 10 anni e il cliente può per 10 anni non pagare, quindi la sua la banca applica l'interesse, dopodiché arriva il solito avvocato, no? Che non ha null'altro da fare e si butta sulle società di leasing e le banche per cercare di recuperare qualcosa e se c'è un reato ci sarà qualcuno che a questo reato dovrà rispondere. Chi è? Il primo amministratore, il secondo amministratore, il terzo amministratore di questa società che magari ha avuto un periodo molto lungo di inadempienza da parte del cliente al quale ha fatto pagare interessi moratori ritenuti successivamente usurai? Sì, è una questione che si è posta, chiaramente la giurisprudenza penale, su quello che è il momento consumativo di questo reato. La fase iniziale aveva ritenuto che fosse un reato istantaneo con effetto permanente. E questo cosa avrebbe comportato? Avrebbe comportato che l'usura sarebbe stato un reato in contratto, cioè la stipula del contratto, del rapporto sinallagmatico con una prestazione, un tasso usurario, avrebbe determinato l'aperfezionamento e contemporaneamente anche la consumazione del reato. In un successivo invece momento la giurisprudenza ha chiarito che a questo punto è univoca, che si tratta invece di un reato a consumazione frazionata. Questo cosa significa? Significa che il reato si perfeziona al momento della stipula del contratto. Poi bisogna vedere se successivamente alla stipula del contratto vi è stata la dazione. Allora il momento consumativo viene spostato in là nel tempo fino all'ultima dazione percepita. Questo significa, rispondendo alla sua domanda, che se al contratto è poi seguita la sua esecuzione, il periodo di consumazione viene protratto fino all'ultima sostanzialmente rata richiesta, perché nel reato di usura non è soltanto al momento della dazione, ma anche della promessa o della richiesta, per cui sostanzialmente il tempo andrebbe ad allargarsi, la forbice si estenderebbe di molto. Sì, ma chi viene colpito? L'ultimo o tutti? Tutti. Un attimo, sì, allora da chi iniziamo? Iniziamo da Sandrini, lei. È il più vicino. Domanda per Alberto Sandrini, Unicredit Leasing, per la coppia Migliassi-Colomba, visto che viene da un intervento di ciascuno dei due. Dichiarazione di nullità della clausola che pattuiva interessi mora sopra soglia. Posso chiedere in via riconvenzionale l'applicazione del 1284 nello stesso giudizio in cui mi viene richiesta e con che speranze? Ma secondo me no. Allora, in via riconvenzionale, a parte, spiegami un attimo come io, se sostengo che quella clausola è valida, posso chiedere in via riconvenzionale. Quindi faccio una subordinata, dico nell'ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità, chiedo... Sì, come subordinato. Nel senso che è comunque un tasso di mora legale quello. Allora, se non parlo del 1284 sì, posso parlare della 231 del 2002. No, ma attenzione, il 1284 dice, attenzione, se non vado errato, che quando non è pattuito il tasso si applica quel tasso, si applica il tasso legale. Allora, qui non si tratta di una situazione dove il tasso non sia pattuito, ma è stato pattuito un tasso nullo, cioè un tasso che poi non è applicabile. Quindi, secondo me, non c'è neanche materia per una riconvenzionale, perché quella norma, il 1284, mi dice che si applica comunque, il giudice te li dovrebbe liquidare, quindi non c'è una riconvenzionale, perché è una norma di legge che dice dal momento della domanda. Se tu mi dici li posso chiedere dal momento dell'inadempimento, ti dico no. Non so se mi sono spiegato. Se tu mi dici dal momento dell'inadempimento posso chiedere l'applicazione dell'8%, no, perché la norma prevede che quella si applica dal momento della domanda, ma dal momento della domanda in poi lo dice la legge, non c'è bisogno di farci una revocatoria sopra. Per cui se il giudice dichiara la nullità della
pattuizione di interessi superiore al tasso soglia, secondo me dovrebbe automaticamente applicare il tasso legale, e il tasso legale è quello previsto dal 1084. Picciolini? No, se posso, giusto scusa. una parola. Però l'idea non è brutta, sono sincero. Poi magari si arriverebbe all'assurdo per cui dichiarerebbe nulla la clausola contrattuale, valido il 1284 con interessi più alti, quindi magari c'è pure questo paradosso, però l'idea non è brutta. Fabio, perdonami. No, la domanda, Roberto Migliassi, mi parte in mente ovviamente un aspetto che non è tanto di pillole passate ma pro futuro. La consultazione Banca d'Italia sull'anatocismo, che è un problema secondo me abbastanza importante. Con tanta platea non potrei non fare questa domanda. Allora, primo aspetto, poi vi dico cosa ho risposto io alla consultazione alla fine. Primo aspetto, siamo al solito problema, norma secondaria può modificare la norma primaria? Perché la norma primaria, la finanziaria 2014, prevedeva l'annullamento dell'anatocismo. Primo aspetto. Secondo aspetto importante secondo me su cui bisogna ragionare, anche se ci sono dei miglioramenti, il fatto di poter pagare, il fatto di dover chiedere l'accordo del debitore, anche se sono convinto che quest'ultima norma sarà elusa con la sottoscrizione ab origine, per cui poi dopo 60 giorni puoi fare tassi, puoi calcolare l'anatocismo. Il punto di fondo la faccio breve e ho tagliato con l'accetta e me ne scuso. Cosa ne pensate voi? Cioè, io vi dico qual è stata la mia risposta. Per me questo, considerato che nessun imprenditore riuscirà mai a pagare cash nei 60 giorni eventuali interessi eventuali interessi, per me questo è un anatocismo differito, lo dico, e questo è quello che ho risposto a Banca d'Italia, cioè al 60° giorno sicuramente quegli interessi andranno a capitale. Sempre io, no? De Gaglia, non si è visto? No, sì. Loro si guardano, io rispondo. Allora, il tema è estremamente delicato nonché attuale, anche perché la consultazione scade a fine ottobre, no? Esatto. Noi adesso come associazione abbiamo proprio circolarizzato l'altro giorno il nostro position paper nell'ambito della commissione compliance. Banca d'Italia ha preso, così come il MEF, perché poi di fatto il MEF che andrà a effettuare appunto questa delibera, hanno preso una posizione molto precisa, e in merito all'eccezione che tu hai sollevato, diciamo, loro l'hanno chiarita, hanno espresso una posizione anche lì abbastanza chiara. Io direi, allora, intanto a livello di tempistica, perché la questione in qualche modo interessa anche le disposizioni relative alla segnalazione dei tag ai fini dell'usura, perché ricordo che anche lì una consultazione è scaduta il 30 giugno e siamo in attesa che Banca d'Italia diffonda le nuove, diciamo, le istruzioni aggiornate. Noi abbiamo incontrato proprio una settimana fa la Banca d'Italia e naturalmente ci hanno confermato quelli che erano i principali dubbi. Prima cercheranno di risolvere la questione relativa all'anatocismo, quindi dovrebbe uscire il tutto ai primi di dicembre, anche perché entreranno in vigore di fatto dal 1° gennaio del 2016, per poi intervenire con l'uscita delle disposizioni sulle segnalazioni di usura. Io però vorrei ricordare una cosa, adesso senza prendere una posizione dall'una o dall'altra parte, è che la Commissione europea ci ha già bacchettato, cioè di fatto la norma che è stata introdotta nella legge di stabilità del 2014 in questo momento è oggetto di attenzione da parte della Commissione europea, e sulla quale il MEF deve rispondere pena l'avvio di una procedura di infrazione. Quindi questo, diciamo, è il tecnicismo. Adesso il MEF deve rispondere, e non nascondo che c'è anche una soluzione, che è quella di tornare indietro andando a modificare
quella formulazione che è stata adottata diciamo, come norma primaria. Esatto. Quindi diciamo questo è un po' quanto, ecco. Dottor Corda, un gelato per cortesia. Scusatemi, ma voi avete detto delle cose sacrosante, ma all'atto pratico cosa succede? Che ci sono in giro un sacco di millantatori, e questa è una fotografia che ho fatto io a un'autovettura in provincia di Brescia, dove fanno la pubblicità, verifica delle anomalie bancarie. Mi sono permesso di approfondire un po' la cosa. Cosa fanno questi qui? Vanno da vari clienti possibili e dicono: guarda, comincia a versarmi 1.500 euro per la pratica, poi se la banca ti restituirà 100, il 30% del 30% me lo devi restituire a me oppure no. Però nel frattempo ci sono un sacco di queste iniziative millantatorie in Italia, che naturalmente contribuiscono a che noi abbiamo dei problemi. Grazie. Guardi, le rispondo telegraficamente proprio perché anche qui ho una sentenzina, c'ho il porto d'armi, come diceva Verdone. Allora, la sentenza che troverete del Tribunale di Milano affronta proprio questo argomento. Lei l'ha presa un po' alla lontana, ma io cerco di portarla in ambito processuale. Voi e noi avvocati, che cerchiamo di difenderli nel miglior modo possibile, ci troviamo intasati da tutta una serie di citazioni e di opposizione al decreto ingiuntivo basate su perizie fatte con il taglia e incolla, dove di perizia non c'è nulla se non uno specchiettino finale del tutto incompleto e che non hanno alcun valore probatorio. Questo bisogna che ce lo ricordiamo tutti. La perizia fatta da questi che conosciamo tutti i nomi, poi ci sono anche società che fatturano milioni di euro, anche società che sono state pesantemente sanzionate dall'antitrust l'anno scorso per pubblicità ingannevole, che vanno a raccogliere davanti agli sportelli delle banche i clienti insoddisfatti e dicono: vieni da noi che poi ti facciamo la perizia perché 3 mutui su 4 sono usurai o 3 contratti su 4 sono usurai. Quelle perizie non hanno alcun valore probatorio, hanno un valore meramente indiziario. Il giudice può trarre elementi, ma se queste perizie hanno innanzitutto una logica e sono pertinenti al rapporto e hanno allegato gli estratti conto e la documentazione dal quale hanno ricavato i dati. Ma ripeto, una perizia fatta, faccio i nomi, Blue Line piuttosto che SDL, piuttosto che, non ha alcun valore di prova. Noi ci troviamo di fronte, io come i colleghi, ci troviamo di fronte a citazioni dove l'unica produzione documentale da parte di chi cerca di far valere un diritto è una perizia, in contrasto con quello che è un principio sacrosanto del codice civile della nostra regola processuale, che è l'onere probatorio. Chi deve far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Questi non provano nulla e il rischio che corriamo purtroppo è che qualche parte della magistratura di fronte a questo inverta l'onere probatorio e dica: no, ma sei tu banca che devi provare di non essere usuraia. Attenzione, non è così. Io devo provare il mio credito se agisco con un decreto ingiuntivo, ma controparte deve provare che io ho fatto usura e anatocismo. Non sono io a dover dimostrare che non l'ho fatto, perché altrimenti siamo fuori dall'ambito del 2697 che parla appunto di onere probatorio. Quindi quella sentenza dice appunto che, cito testualmente, così chiudo con una bella citazione, il giudice dice: in ordine alla perizia di parto occorre premettere che essa non ha valore probatorio, ma ha mero valore indiziario, al pari di un documento di provenienza di un terzo che di conseguenza è liberamente apprezzabile dal giudice.
La stessa lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell'elaborazione dei conteggi inficia l'attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento del rapporto sulla base di documentazione parziale, solo alcuni estratti conto, ignorando completamente i contratti con le relative pattuizioni. L'inattendibilità della perizia di parte, nonché la genericità delle contestazioni formulate dagli attori e la produzione di solo alcuni estratti conto conferma l'inammissibilità della CTU, che viene richiesta soltanto a fini esplorativi. Quindi questo magistrato, secondo me, vedendo molto chiaramente le cose, ha detto: attenzione, ma voi dovete provare quello che state dicendo, non potete chiedere a me che nomini un CTU perché il CTU vada a sfrucugliare nei conti della banca, o io ordino alla banca di esibire gli estratti conto quando voi con una semplice richiesta ex articolo 119 li potete avere in qualsiasi momento. Quindi dovete provare il vostro preteso diritto. Infatti il giudice nomina il CTU. Migliassi, il giudice nomina sempre un CTU. Quindi io considero che questo mercato che si è sviluppato con la produzione seriale di perizie stia dando una pessima prova anche della categoria forense. Mi pare che alcuni consigli dell'ordine già si siano mossi avviando anche procedimenti disciplinari nei confronti di quei colleghi che hanno varcato alcuni limiti nel cavalcare quest'onda. Però ho la sensazione che se questo argomento sia un fastidio e un danno senz'altro per le banche, per le società di leasing, rappresenti un vero e proprio dramma per i consumatori, perché la parte debitrice, che probabilmente si è smesso di pagare le rate del mutuo e i canoni del leasing, lo ha fatto perché è in difficoltà, si trova a dover versare un costo medio intorno ai 1.500-2.500 euro per fare questo genere di perizie. Trovarsi aggravato il problema all'esito del giudizio in un contesto in cui spesso la grossolaneria di queste perizie porta poi anche alla condanna alle spese per lite temeraria, non sono infrequenti, e io lo dico anche e aumentano nel frattempo gli importi dovuti. Ecco, io mi domanda a Fabio, ma le associazioni di consumatori non rilevano gli estremi per aprire una vera e propria battaglia a difesa dei consumatori nei confronti di queste truffe, perché di truffe si parla? Rispondo anche senza microfono. Stiamo un dossier sulle principali filiere USA e tutte quante le altre che stanno uscendo, d'accordo anche con l'associazione di categoria bancaria e finanziaria. Faremo un dossier da presentare per ora all'antitrust, poi dopo vedremo come, se sarà il problema di fare una causa o altro. Privacy e antitrust e privacy, giustamente sono alcuni aspetti in cui neanche vengono chieste alcune cose. Noi ci siamo arrivati a 9, siamo un paio di queste società, ma so che sono molto ultimamente una cosa del genere. Il problema è che tra un po' queste uova dalle galline d'oro si quotano in borsa se non si fa qualcosa. Sì, io ho fatto emergenza con agenti, come si chiamano? Vabbè. Preferisco non fare nomi, però tanto insomma. Sì, no, ma ormai c'è qualcuna che ha messo pure su YouTube, no? Ha ripreso, hanno ormai registrato dei video in cui no, devo fare un mutuo, devo fare un leasing, ah sì, venga da me allora, il tasso del 5,40. Agenzia debiti di qualche anno fa. Sono veramente pericolosi. Vabbè, per contrastare questo fenomeno, una proposta già ma se le società fornissero i nomini legali che comunque tentano... Sono noti. Molti sono noti perché addirittura non giro con una pubblicità sull'altro, ma molti invece se ne fanno uno di qua, due di là, non sono così noti, in modo tale che poi la società di categoria fa un esposto all'ordine degli avvocati per dire io voglio difendere un attimo. No, scusatemi, voglio difendere soltanto, attenzione,
non sono solo gli avvocati, attenzione, qui non sono gli avvocati, chi va in giro a vendere, a vendere questo servizio, che poi abbiamo già definito, ognuno ne pensa quello che vuole, non sono avvocati, sono società che tramite intermediari, e ormai ci sono intermediari che magari sono anche avvocati, però sono intermediari, agenti che vendono questo servizio di consulenze sugli estratti di conto. Gli avvocati vengono dopo, gli avvocati non dovrebbero prestarsi, questo è il concetto, gli avvocati non dovrebbero prestarsi a fare delle cause sulla base di perizie di questo tipo, perché uno dei doveri deontologici dell'avvocato è quello di consigliare al meglio il proprio cliente. Ci sono degli avvocati che purtroppo non vedono neanche il cliente, vedono la perizia, questo è il problema. Ci sono altre domande? Sì, no, volevo dire soltanto una cosa banale, magari potrebbe non essere vedo. banale. Ah, sì. No, dicevo che potrebbe essere una cosa abbastanza banale, però ho un motivo, almeno per quello che riguarda la mia esperienza, che ci sono molti studi legali che fomentano i propri clienti a non pagare le rate, perché in questo modo, come dire, si supera il tasso soglia. Questo proprio è... Questa è una cosa che mi manca. Sono stato io il primo a fare riferimento a profili deontologici della categoria che adesso non mi sembra eccessivo focalizzare le responsabilità sulla categoria degli avvocati, perché così non è. Io ho fatto riferimento alla responsabilità, secondo me peraltro in alcuni casi non limitata al piano deontologico di alcuni colleghi, ma perché in realtà ho potuto verificare che a volte tra queste società di produzione seriale di perizie e gli studi legali che poi avviano le cause c'è un rapporto di partnership molto stretto in cui non si capisce quali sono i limiti e i confini del servizio che offre uno e del servizio che offre l'altro, ok? Per cui è questo. Poi in realtà la posizione dei legali andrebbe effettivamente declinata e sfumata a seconda delle circostanze, così come mi sembrerebbe far di tutta un'erba un fascio affermare che laddove si parla di usura e banche non ci sia mai, cioè nel senso che non era nelle mie intenzioni, perché non vorrei arrivare al presupposto per cui se un avvocato si occupa di usura bancaria lo fa truffando il cliente. No, mi sono capitate circostanze in cui obiettivamente, cioè contratti in cui la parte degli interessi era lasciata in bianco, ok? No. Insomma, non è sempre così marcata la responsabilità. Volevo soltanto mettere in evidenza il vezzo di alcuni avvocati scalcagnati che fomentano, cioè danno impulso a queste azioni proprio per alimentare il proprio business. No, poi per quanto riguarda il discorso dell'associazione dei consumatori ho qualche dubbio sul fatto che esse possano veramente tutelare i consumatori, perché proprio all'interno delle associazioni dei consumatori ci sono degli avvocati, anzi sono loro stesse che promuovono delle azioni nei confronti proprio delle banche per anatocismo, illeciti civili o illeciti penali. No, ma non sto facendo questo, sto soltanto mettendo in evidenza. Comunque scusate, intervengo anche perché altrimenti poi la cosa prende una brutta piega. Allora, non dobbiamo fare di tutta erba un fascio nell'ambito del settore bancario e finanziario, così come nelle associazioni. Sicuramente l'iniziativa di cui ci ha dato notizia è importante, è qualcosa. Mi spiace, ma questo è più che altro così, è un pensierino alla fine della giornata, è che lo stesso argomento l'abbiamo affrontato l'anno scorso, con l'unica differenza in cui mi ricordo aveva partecipato anche l'amico Torti, no? alla tavola, e si diceva sarebbe auspicabile cominciare ad avere qualche sentenza che condanni per lite temeraria questo tipo di azioni. Allora, chiudiamo magari dicendo che fortunatamente cominciano ad essere, cioè il fenomeno c'è ancora purtroppo, però
abbiamo già diverse condanne per lite temeraria. Magari l'anno prossimo avremo qualche cosa di meglio. Bene signori, ho sta luce che non mi fa vedere niente, c'è qualche altra domanda? No, direi di no. Allora credo possiamo ringraziare, facciamo un applauso ai nostri relatori. L'appuntamento è dalle 6:30 alle 6:40 al bar dell'Hotel Sporting, dove sarà servito l'aperitivo, antipasti eccetera, e a seguire tutto quello che verrà. Vi ringrazio e al prossimo convegno.